Ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo stadio della Shore. 22esima giornata di seconda categoria C. Allo Strinati il San Bernardino, saldamente posizionato al vertice della classifica, ospita il Vecchio Castagna, ottima compagine che occupa la terza posizione. Le forti precipitazioni piovose rendono il campo inadeguato allo sviluppo di manovre di gioco articolate. Il primo tempo infatti non presenta numerosi spunti di cronaca. Uno di questi tuttavia segna la variazione del risultato. Al 16esimo infatti la compagine di casa passa in vantaggio. Un bel traversone dalla sinistra trova puntuale al tap-in Pietra Perzia. Efficace il tocco del numero 8 di casa che prende in controtempo l'estremo ospite Nicoletti. Sul finire della prima frazione break non troppo incisivo degli ospiti con San Gerardi. Antonelli controlla senza troppe difficoltà. Si passa al secondo tempo, rivelatosi certamente più frizzante del primo per numero di azioni di rilievo confezionate dalle due formazioni schierate in campo. Al 55esimo Goglia tira da fuori aria. La sfera impatta su Simic e il direttore di gara ravvede gli estremi per assegnare il penalty agli ospiti. Jencinella, incaricatosi della battuta, insacca per il gol che vale il momentaneo pareggio. Momentaneo perché sul fronte opposto, 2 minuti più tardi, è lo stesso Simic a riportare in vantaggio il San Bernardino, con questo colpo di testa scaturito dagli sviluppi di un corner. San Bernardino di nuovo avanti. Gli ospiti non demordono ed intorno al 70esimo si rendono pericolosi prima con Vaccari dal limite, Antonelli è chiamato a sventare con un difficile intervento e successivamente su corner con Jencinella che non impatta bene di testa da distanza ravvicinata. Ancora Vecchio Castagna pericoloso in avanti. Provvidenziale in questa occasione l'intervento di Barbè per il San Bernardino che evita il gol sulla conclusione sotto porta di Pestarino. I tempi sembrano però maturi per il pareggio del Vecchio Castagna. Giunti all'80esimo è infatti Goglia a scardinare il fortino eretto dai padroni di casa. È il gol del 2-2 che di fatto pone fine alla contesa.